andiamo all'Aia, dove c'è Ludovica Ciriello con Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che ha scelto oggi la data dell'Aia dove si riunisce il vertice della NATO per mandare un messaggio molto preciso. Vai Ludovica. Sì, Davide, siamo a pochi minuti dall'inizio di questo incontro e a pochi passi dal Parlamento dove questo incontro si terrà. Nel frattempo, Presidente, dall'Italia la Presidente Meloni in aula le ha lanciato una critica dicendo qual è di fatto l'alternativa all'aumento delle spese, richiamandosi peraltro al 2% firmato al tempo del suo governo. Ecco, continuiamo a ripetere un errore storico e una falsità. Io non ho firmato nessun 2%, è stato firmato nel 2014. Io ero professore a Firenze, Meloni stava in politica già da tempo e quindi faceva le battaglie politiche, evidentemente che sta facendo anche adesso. Ma a parte questo, io non ho messo ovviamente in discussione, avendo ereditato come Presidente del Consiglio il 2% del PIL per quanto riguarda le spese militari nell'ambito della NATO. Però ho detto chiaramente a Trump per primo, guardandolo negli occhi, io non posso affamare la mia popolazione. Abbiamo altre priorità, abbiamo una sanità in difficoltà, abbiamo delle politiche sociali che richiedono grandi investimenti, non posso dedicare queste risorse per le spese della NATO. Tant'è vero che siamo passati all'1,2% con i miei governi, sì, all'1,4%, ma per 1 miliardo e poco più all'anno ho messo 12 miliardi per la sanità, ho messo 8 miliardi e mezzo per la scuola. Di che cosa sta parlando Meloni? Meloni sta facendo l'inverso, spieghiamo agli italiani, perché attenzione, confrontandoci anche con gli altri leader di altri paesi, loro giustamente avendo dei sistemi sociali molto più forti, molto più solidi, hanno il salario minimo per esempio per quanto riguarda per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori, hanno un sistema di welfare molto più consolidato e in questo momento qualcuno sta decidendo di poter effettivamente concentrare risorse avendo capacità di spesa sulle armi. Meloni ha fatto il contrario, il salario minimo non lo vuole, abbiamo fatto aumentare la povertà perché ha fatto cassa sui poveri, abbiamo 5 milioni e 750 mila poveri assoluti, abbiamo 3 milioni e 600 mila lavoratrici e lavoratori sottopagati, lei quindi ha tagliato, definanziato la sanità e oggi dice io sono ben orgogliosa, amici cari, di rappresentare una nazione che vuole triplicare la spesa al 5% del PIL, ma questa è una follia. È una follia, perché lo fa sulle spalle degli italiani. Lei persegue l'ideologia delle armi, della legge, dell'ordine, però sulla pelle degli italiani che soffrono, per cui non ha nessuna misura. Senta Presidente Conte, le faccio vedere, mentre lei parla è lì all'Aia, è appena atterrato a pochi chilometri da dove si trova lei il Presidente Trump che parteciperà tra poco al vertice NATO. Vedete intanto l'elicottero, l'aereo è appena atterrato, l'Air Force One, adesso tra qualche secondo mentre parliamo vedrà l'arrivo di Trump lì alla NATO. Le volevo chiedere una cosa, quando Meloni dice abbiamo bisogno di una diplomazia che funziona, ma per avere una diplomazia che funziona abbiamo bisogno anche di un esercito, cioè di uno strumento che sia di deterrenza. La diplomazia da sola non basta. Ecco, rispetto a questo, no, lei non crede che ad esempio abbiamo bisogno comunque di investire di più anche per far funzionare la diplomazia, ma a fronte di investimenti in questioni, vicende militari? Allora guardi, chiariamolo ancora una volta, il Movimento 5 Stelle non è antimilitarista e come ho detto, seppure in misura molto modesta, anch'io ho ritenuto necessario da Presidente del Consiglio un adeguamento anche sul piano tecnologico e un aggiornamento della nostra difesa, del nostro strumento difensivo. Però qui il problema è un altro, perché oggi in Europa, senza una discussione, senza un voto del Parlamento europeo, si approva un piano di riarmo da 800 miliardi? Perché all'interno della NATO, eccetto alcune lodevoli eccezioni, tutti quanti si predispongono a passare a triplicare la spesa, arrivare al 5% del PIL? Perché non c'è politica. Perché la politica ormai è un deserto, perché la politica non ha nessuna strategia, nessuna visione.
non c'è la volontà, la capacità di costruire sul dialogo con la diplomazia. E per ritornare al discorso, tanto è vero che non siamo antimilitaristi, che noi vorremmo una difesa comune europea, perché se ci fosse politica oggi in Europa ci sarebbe anche un progetto, verrebbe elaborato un progetto di difesa comune europea e questo ci consentirebbe razionalizzazione della spesa. Ma siccome non sono capaci di prefigurare una strategia politica e di costruirla sul dialogo per costruire un orizzonte duraturo di vera sicurezza e pace, cosa fanno? Si buttano sul riarmo. È una strategia a volte palesemente bellicista, a volte criptobellicista, ma di fatto hanno solo una soluzione: contribuire all'escalation militare, operare una saldatura tra questa classe dirigente politica che abbiamo e ormai i signori della guerra, i padroni delle industrie militari, gli speculatori finanziari, i grandi fondi di investimento che stanno facendo grandissimi profitti in questi comparti della difesa e della sicurezza. Allora, grazie C'è un Presidente. altro tema su cui siete stati centrali tra ieri. Davide, se posso un secondo. Sì, perché ho la pubblicità. Non mi interrompa almeno lei, interrompa me ma non l'intervistatrice. No, avete interrotto la pubblicità. Russo, perché su questo vi ha Cairo. criticato anche il Partito Democratico. Allora, avverta Cairo per la pubblicità, io rispondo. Guardi, per il gas russo ieri c'è tutta una montatura, è stata fatta d'arte per un punto della nostra risoluzione che era stato presentato già a febbraio. La prospettiva è semplice, non l'hanno letta o fanno finta di non averla letta. Si parla chiaramente in una prospettiva del raggiungimento di un accordo di pace con la Russia, duraturo, permanente, definitivo, c'è la possibilità di riallacciare anche i rapporti commerciali. Lo dico agli italiani che ci ascoltano, è normale che se si arriva a questa prospettiva da tutti auspicata ci sia anche un'integrazione poi della Russia nella comunità internazionale. Sì, si possono riallacciare rapporti commerciali? Sì. E allora di cosa stiamo parlando? Grazie Ludovica Ciriello e al Presidente Conte, buon lavoro.